La devozione dei cristiani a San Michele affonda le sue radici nel passato. Il punto di partenza fu l'imperatore Costantino, pagano, convertito poi al cristianesimo, che avviò la costruzione di una chiesa dedicata al santo nel 313 d.C., in quella che oggi conosciamo come Istanbul, una delle città maggiori della Turchia. Di qui il culto si è diffuso in diversi paesi d'Europa. In Italia l'insediamento micaelico principale è sul Gargano. La caratteristica che è comune alle chiese dedicate al santo è l'elevazione verso il cielo. Perché San Michele è l'arcangelo che difende l'esercito celeste e che aiuta le anime, guida le anime nell'aldilà. Nel territorio diocesano la chiesa di San Michele di Casarza Ligure fu edificata in un punto strategico rispetto alla Val Petronio. Si svolgeva una importantissima fiera, la fiera di San Michele, proprio qui al guado del Petronio, che era uno dei guadi che poi collegava praticamente le vie che venivano da questa sponda verso il Passo del Bracco. Il quarto incontro degli itinerari storico-artistici e religiosi promossi dalla diocesi ha approfondito la presenza del culto micaelico a Casarza Ligure, legato all'edificazione della chiesa parrocchiale. Viene costruita a conclusione nel 1694 e viene consacrata 50 anni dopo. Il parroco e la chiesa, quindi immagino che si trovi in sacrestia, possiedono un'agenda dove c'è proprio scritto ogni singolo versamento per la costruzione, per tutti i passaggi fatti per avere questa parrocchia. All'interno della chiesa spicca il trittico che raffigura Giovanni, Pietro e l'Arcangelo Michele, opera del Barbagelata, posto sopra l'altare maggiore. È un trittico molto particolare perché effettivamente all'avventore ignaro che entra qui in Casarza Ligure e non ha idea a chi sia dedicata la chiesa si trova davanti a questo politico, a questo trittico dove la figura centrale è quella di San Giovanni Battista, quindi ufficialmente San Michele è messo al lato insieme a San Pietro.